Riprendiamo la linea con le nostre fragole, o meglio sarebbe con le fragole di Sofia, perché questo è doveroso. Guardate, sono bellissime, tra l'altro abbiamo detto già prima grande attenzione alla sostenibilità, attenzione che ritroviamo anche nelle confezioni, perché avete scelto tutto riciclabile, insomma un no alla plastica praticamente proprio da quest'anno. Questa è la vostra, un po' la vostra scelta, il vostro indirizzo? Sì, quest'anno abbiamo cambiato la cassettina, un formato un po' più grande di 4 kg, con i cestini da 500 grammi, anch'essi in cartoncino come le cassette. Quindi attenzione alla sostenibilità anche in questo fronte. Guardate che bella fragola. Questa me l'ha raccolta Sofia e questa è proprio per questa varietà, al di là del colore, al di là della dimensione, il fatto che si allunghi il colletto è l'indice della perfetta maturazione. Quindi questo è un gioiello, è bellissima. È buonissima. È buonissima anche, vabbè, ma questo non lo dico che le ho già mangiate. I mercati, la destinazione delle tue e delle vostre fragole. Ad oggi vendiamo in Italia e nella regione Veneto, abbiamo un rivenditore di fiducia che è nella provincia di Padova, Solesino e l'Union Fruit. A lui vendiamo le nostre fragole che le smista nella regione Veneto, nel Triveneto, quindi sono un prodotto locale che resta a livello locale ad oggi. Vorremmo implementare le vendite con l'e-commerce online, magari per allargare la destinazione dei nostri prodotti sempre a livello italiano oggi, e un domani non si sa, vediamo come possiamo fare. Anche questo fa parte dei progetti, insomma, del futuro. Il consumatore quando sceglie le fragole, quando acquista le fragole, che cosa guarda? La dimensione, la colorazione, pensa al gusto, compra con gli occhi oppure compra con il palato? Beh, l'occhio vuole sempre la sua parte, quindi un colore molto rosso, omogeneo, molto vivo. È il 90% indice di una buona maturazione compiuta. Poi ci sono varietà che mantengono una colorazione incerta anche a piena maturazione, nonostante un elevato grado Brix, grado zuccherino, quindi nonostante un'ottima qualità però rimangono aranciate, quindi non è sempre una sicurezza la colorazione, però vuol dire molto, giustamente l'occhio. Per quanto riguarda la maturazione cerchiamo di staccarle sempre al punto giusto in modo da garantirne il gusto, la qualità, e poi di venderle il giorno stesso o al limite il giorno dopo, proprio per mantenere un prodotto fresco e raccolto al punto giusto, non in anticipo. Poi però ci sono anche le fragole che per conformazione, per pezzatura non meritano di essere messe nel cestino. Allora ti sei inventata qualcosa anche per quelle e le vediamo qua, dei trasformati. Abbiamo pensato di raccogliere le fragole con problemi in termini di pezzatura, quindi dimensione e di forma, però sane dal punto di vista organolettico, quindi esenti da qualunque malattia, fungina e quant'altro, e trasformarle in succhi e confetture naturali, quindi senza aggiunta di additivi, conservanti, coloranti. Ecco che è fondamentale che il prodotto sia sano per conservarsi, perché non ci sono additivi, solamente quello brutto lo valorizziamo in un prodotto di qualità come il succo e la confettura. Ecco. Il mercato delle fragole come sta andando? Adesso voi la raccolta l'avete appena cominciata, le quotazioni come sono? Alti e bassi, danno soddisfazione? Com'è? Quest'anno dobbiamo ancora averne piena esperienza perché è proprio il primissimo giorno di raccolta, ma si prospetta come l'anno scorso, quindi caratterizzato da una situazione molto altalenante in termini di prezzi, caratterizzato da picchi in alto e in basso, significa un giorno possono valere i 3,50 €, magari 4, il giorno dopo 2,50 €, quindi c'è proprio un andamento un po' folle del mercato e assolutamente imprevedibile. Certo. Tu sulle fragole però continui a puntare. Questa è la nostra strada e noi vogliamo migliorarla nel tempo. Allora io ti dico in bocca al lupo per tanti altri riconoscimenti, giustamente riporti sulla confezione il premio Innovazione SMAO perché bisogna giustamente andare fieri di quelli che sono i successi, anche perché sei giovanissima, insomma tutte queste cose le hai già fatte a 25 anni, capisco con una bella famiglia di dietro che ti supporta, però insomma tanto del tuo ci hai messo, però tanto altro bisogna fare, giusto? La famiglia è fondamentale, è il punto di partenza di ogni cosa, mi ha permesso di studiare oltre che lavorare. E questo mondo è grazie alla voglia di fare, di migliorare, all'età giovane e alla famiglia alle spalle che insieme porta avanti questa strada. Grazie per averci ospitato, in bocca al lupo, e adesso noi ci spostiamo sulle colline di Castel San Pietro, nel bolognese Castel San Pietro Terme, dove il colpo d'occhio è incredibile, suggestivo, con i campi di colza in piena fioritura. La colza
o il colza appartiene alla famiglia delle brassicacee o crucifere, praticamente come i cavoli, i broccoli, le rape, piante che sono state tra le prime ad essere coltivate dagli uomini migliaia di anni fa. Dai semi di colza, a seconda delle varietà, perché poi ci sono delle differenze sostanziali, e si ottengono il foraggio, olio alimentare, che è utilizzato però soprattutto in Nord Europa, oppure per il biodiesel. Del resto non dimentichiamo che attorno al 1200-1300 c'erano lampioni che funzionavano proprio ad olio di colza, quindi l'uso per l'energia in qualche modo ha radici lontane. È una coltivazione che in Italia è ancora marginale, mentre invece in Asia, in Nord America, nell'Europa centro-settentrionale è molto diffusa ed entra a pieno titolo nelle rotazioni ed è fra le oleaginose più coltivate, ovviamente non in Italia ma al mondo. È anche una pianta mellifera, produce molto nettare da cui le api ricavano un miele chiaro, pungente, anche questo molto apprezzato in particolare nell'Europa centrale e settentrionale. Fiorisce in piena primavera, i campi sono spettacolari, tra l'altro se andate in giro, le colline di Castel San Pietro sono splendide, ma se andate in giro vedete delle macchie giallissime, in questa stagione è sicuramente colza. Dicevo, l'immagine è spettacolare, da queste colline però Gabriella ci racconta tutta un'altra storia, molto colorata, ma non è il giallo del colza. A questo punto un momento floreale, perché oggi si celebra la festa della mamma e allora quale regalo più bello se non un fiore? Noi abbiamo scelto la peonia. Vedete in mano ho una delle prime peonie erbacee in fioritura, dietro di me invece le arbustive che sono già in un momento di declino, anche se sono sempre bellissime. Questo perché la peonia ha praticamente queste due tipologie. In questo momento sono in fioritura le arbustive, tra un po' arriveranno le erbacee. Infatti questo di oggi è un primo assaggio, poi torneremo qui in questa bellissima azienda Peonia Mia perché ci sarà un colpo d'occhio veramente magnifico. La peonia è una pianta perenne, cresce soprattutto in terreni collinari, è anche molto resistente nonostante le apparenze di questi petali delicati, perché in effetti non subisce né freddo né siccità. Peonia Mia, qui a Castel San Pietro, della società agricola La Riniera, è un'azienda florovivaistica specializzata proprio nella coltivazione e nella produzione di fiori e piante di peonia. Su una superficie di 4 ettari sono coltivate più di 40.000 piante destinate alla produzione sia di fiori recisi che di piante. E allora ci ritroveremo anche a raccontare la storia di questa azienda, un progetto che trova origine nella tradizione agricola che da sempre fa parte della famiglia Malaspina e in una grande passione per queste piante e i loro fiori. Era il lontano 1992, in fuga dal caos cittadino con l'obiettivo di gestire al meglio l'attività agricola. Ecco l'arrivo nel giardino della Riniera, sulle prime colline di Castel San Pietro Terme, di questa bellissima realtà.
La storia dunque continua in una delle prossime puntate in cui scopriremo le tante varietà e anche la gamma amplissima di colori, in particolare dal bianco al vinaccia, passando per tutte le sfumature dei rosa, e anche qualche nuova varietà proprio creata all'interno di questa azienda. Nel frattempo potete seguirci, tutti i nostri riferimenti li vedete in sovraimpressione, e quindi appuntamento tra 7 giorni con altre curiosità e informazioni dal mondo dell'agricoltura. In collaborazione con